Nella giornata di ieri è stato dato l'allarme per una persona scomparsa a Raffadali. Si trattava di un anziano pensionato di 80 anni. Nelle campagne di Raffadali il sindaco Silvio Cuffaro aveva subito diramato un appello per le ricerche che sono state effettuate dai volontari raffadalesi che hanno collaborato con le forze dell'ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini anche con l'aiuto di un elicottero dei Vigili del Fuoco. La macchina dell'anziano, una Renault Clio, era stata ritrovata a bordo di una strada di campagna senza che all'interno vi fosse alcuna traccia dello stesso. Ma fortunatamente nella mattinata di oggi l'anziano ottantenne è stato ritrovato vivo in salute, come ci comunica anche i carabinieri della compagnia di Agrigento, nei pressi di un laghetto artificiale sito a 2 chilometri dalla stessa auto abbandonata in contrada Cannelle, ed è stato subito affidato alle cure dei sanitari del 118 che in via precauzionale lo hanno accompagnato a San Giovanni di Dio per accertamenti, considerando anche le 2 notti passate all'addiaccio. Sindaco, innanzitutto il signor Melesenda come sta? Il signor Melesenda sta bene. Devo dire, sta benissimo, gode di ottima salute. Dopo 2 notti trascorsi all'aria aperta, dico, senza nessun rifugio, senza nessuna coperta, dico, è una persona che gode di ottima salute. È stato accompagnato in ospedale, ma già stamattina era una persona che rispondeva bene, che partecipava alle domande che gli venivano poste, quindi io penso che è stata una persona fortunata. Ecco, siamo stati in giro con la nostra telecamera a Raffadali e i cittadini sono molto felici, molto contenti di aver appreso questa notizia. Lei si è attivato in prima persona, diciamo, in questa occasione si è visto proprio il cuore dei suoi concittadini. I cittadini sono felici, ma devo dire che sono io orgoglioso di rappresentare una comunità meravigliosa, una comunità che subito si mette in discussione, è attiva, fattiva, partecipa, solidale, altruista. Devo dire che ieri erano tutti alla ricerca dell'anziana persona con tutti i mezzi, quad, moto da cross, macchine enduro, jeep, tutto quello che avevano a disposizione. Hanno scandagliato tutte le campagne limitrofe al luogo di ritrovamento dell'auto. È stata una comunità molto attiva, presente, e per di questo io sono orgoglioso e li ringrazio. Un'altra cosa, devo ringraziare il ragazzo ufficialmente, Matteo Plano, che è stato colui che ha ritrovato l'anziano, come non posso non ringraziare tutti coloro, le forze dell'ordine, a cominciare dai carabinieri, dai vigili urbani, e dalla polizia di Stato, il questore, il prefetto, tutti, i vigili del fuoco che sono stati qua per tutto il periodo presenti, con tutti i mezzi, anche loro alla ricerca, hanno messo a disposizione anche l'elicottero, tutti i cittadini e tutti i volontari. Grazie veramente per tutto quello che avete fatto per la comunità che rappresento. Ecco, cosa ha detto il signor Melesenda? Cioè, questo ragazzo l'ha trovato, come l'ha trovato? Ecco, in che condizioni era? L'ha trovato tutto rannicchiato a terra, dico, con il volto rivolto verso terra, infatti appena l'ha girato subito, per lui è stata una manna che è arrivata dal cielo. Subito gli ha fatto: ti ho trovato, sono trovato, dice, come vai a trovare? Proprio, penso che non conosceva il ragazzo, però è subito stato preso veramente dalla contentezza di aver trovato finalmente qualcuno che lo ha salvato. Speriamo che la storia di Favara, ecco, io mi auguro che si ritrovi anche la povera signora che a Favara è stata travolta dall'acqua, anche se dopo 17 giorni penso che le speranze siano vane, però auguro veramente al collega Palumbo che abbia la stessa fortuna che ho avuto io. Ringraziando tutte le persone che si sono interessate, è stato ritrovato in buona salute a quanto si vede dalle immagini che hanno pubblicato,
diciamo che la storia si è conclusa abbastanza bene, un lieto fine. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Fortunatamente si è concluso tutto a lieto fine, per tutti, per la persona che è stata trovata, per il ragazzo che lo ha trovato, ed è stato fortunato, sono stati fortunati tutti, e meno male si è conclusa la situazione con un lieve evento, e siamo oggi tutti felici e contenti di aver risolto questo problema. Meno male, si è risolto bene, la cittadinanza castradale è contenta, il figlio è pure contento. Questa brutta storia diciamo che è andata a lieto fine con il ritrovamento del signor Melifinda, sta bene, e grazie a tutta la comunità raffadalese che sono impegnati e hanno partecipato tutte alle ricerche, grazie al sindaco, alla protezione civile. Siamo contentissimi, è una persona diciamo abbastanza distinta, ha avuto questa crisi purtroppo, che cose che succedono nella vita. Comunque siamo lieti di averlo trovato che sta abbastanza bene di salute, e siamo soddisfatti anche delle forze dell'ordine che sono intervenuti a tempo istantaneo con l'autoambulanza, però grazie a Dio è stato risolto tutto buon fine. Un grazie sincero lo do al sindaco, che in questa situazione è molto attivo ed è molto, a prescindere da qualsiasi tipo di colore politico, però come ha dimostrato nel periodo del Covid, anche in questa situazione è molto attivo e molto umano. Grazie. Già, non tutto è una trova, dicelo. Sono di trovare con te trova. Non manca già su me trovava, potremmo morire a casa stesso.